E adesso abbiamo l'ultima concorrente, si chiama Gaia Kauki. Una stella sta nascendo. Gaia, ben arrivata. Ciao, buonasera. Come stai? Bene, grazie. Allora, Gaia, quanti anni hai? Io... Quanti anni hai? Aspetta. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 10. 10. Non ci ha pensato un attimo. C'è da dire che comunque Gaia viene da Malta, quindi Gaia è venuta proprio qui di proposito per venire a fare Una stella sta nascendo e noi siamo contenti di averti qui perché sei una Grazie. bambina formidabile. Sono tante le esperienze che hai fatto. Ti lascio una canzone. Sanremo Junior. Sanremo Junior, che sei tra l'altro anche la vincitrice dell'edizione 2012. Ma l'esperienza più bella, ti lascio una canzone o Sanremo Junior? Ti lascio una canzone. Ti lascio una canzone. Sì. Per tutti i duetti che hai fatto, Sì, Alessandra con Moroso. Alessandra Moroso, Alex Britti e Little Tuni. Oh, Little Tony. Sarai la preferita di Francis, sicuramente. Di Francis? Dimmi Francis. Francis. No, non ci sono riuscito. No. Ecco, però. Cosa ci farai ascoltare oggi? Io vivrò. Gaia Kauki. Che non si muore per amore, è una gran bella verità, perciò dolcissima mia amore, quello che da domani mi accadrà. Senza te, io senza te, sola continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò, qualche cosa di sicuro io farò, Grazie, Gaia. Guarda, grazie. io mi inchino a te, perché veramente non c'è nulla da dire. Io voglio parlare con quella signora lì, perché si è pure commossa, l'hai fatta piangere. Francis. Sì, lei l'ha detto, piangerò, invece sto piangendo io. Io non so che dire, cioè, me la posso portare a casa. Non lo so. Però l'ha capita. Mamma, L'ha capita, perché dietro le quinte abbiamo straordinaria. concordato tutte le domande. Quella dell'età non era preventivata, infatti ci abbiamo messo un po'. Maestro Puglisi. Non abbiamo niente da dire davanti a un talento di questo. Non abbiamo parole, siamo tutti senza parole. Grazie. Nello. Non lo so che cosa devo dire. È veramente molto brava. Questo è un caso però diverso, nel senso che poco fa io mi riferivo a quelle trasmissioni televisive. Questo è un'eccezione, ecco, perché è stata, ti lascio una canzone, hai detto, in quale anno? L'anno scorso. 2011? L'anno prima, 2011. Sì. Quindi è un'eccezione, perché ti lascio una canzone, sono rari, bravissimi. Lei è uno dei pochi, ecco, devo ammetterlo, perché ma brava davvero. Grazie. Però devo ammettere anche gli altri sono stati all'altezza della situazione, non dimentichiamolo, perché abbiamo visto ora lei, però gli altri posso dire che sono stati
all'altezza della situazione. Ecco, bravi tanto quanto la Gaia. Comunque, brava davvero, complimenti. Rory, anche tu in chiusura? No, chiudo dicendo la più brava bambina di 10 anni che io abbia mai sentito cantare. Grazie. Vabbè. Allora, facciamo così, io esco con lei così lei mi fa qualche altra canzone, noi intanto ci guardiamo la clip con Gwendalina Tavassi.